Salve, benvenute e benvenuti. Oggi diamo un'occhiata più da vicino a un tema importante per l'Italia. Sì, parliamo dei 5 referendum abrogativi. Esatto, quelli previsti per l'8 e 9 giugno 2025. Abbiamo qui, insomma, gli avvisi ufficiali, i testi. La nostra idea è capire bene cosa c'è in gioco. Proprio così. Sono quesiti che toccano temi cruciali. Lavoro, licenziamenti, contratti a termine, sicurezza E anche la cittadinanza, vedo. e anche la cittadinanza, sì. Però, attenzione, c'è subito un punto chiave da ricordare. La validità. Serve il quorum. Ah già, il quorum. Eh sì, deve votare la maggioranza degli aventi diritto, il famoso 50% più 1, altrimenti non se ne fa nulla. Un dettaglio mica da ridere, che storicamente ha pesato parecchio sugli esiti. Ok, allora, iniziamo a spacchettare. Primo quesito. Jobs Act sui licenziamenti. Questo è un punto caldo. Si propone di cancellare in pratica il decreto legislativo 23 del 2015. Quello sulle tutele crescenti. Esattamente, perché è stato assunto a tempo indeterminato dopo marzo 2015. Oggi come funziona? Beh, se il licenziamento è legittimo, la tutela principale è un indennizzo economico. Che cresce con l'anzianità. Proprio così. La reintegrazione nel posto di lavoro c'è, ma solo in casi specifici, tipo discriminatori, nulli, insomma, i più gravi. E quindi l'abrogazione cosa comporterebbe? Riporterebbe, diciamo, la reintegrazione come regola generale. Si tornerebbe all'impostazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Nella versione post-Fornero, però. Sì, quella modificata nel 2012. Insomma, si riapre il dibattito classico. Flessibilità contro tutele più forti. Chiaro, un ritorno a un modello più focalizzato sulla reintegrazione. E poi c'è un secondo quesito, sempre sui licenziamenti, ma per le piccole imprese, sotto i 16 dipendenti. Qui l'approccio è un po' diverso. Si va a toccare una legge più vecchia, la 604 del 66. Ok, Ma l'idea è togliere i limiti, minimo e massimo, per l'indennità che il giudice stabilisce se il licenziamento è illegittimo. cioè, oggi ci sono dei paletti precisi. Sì, oggi c'è una forchetta, diciamo, tra 2,5 e 6 mensilità, che possono aumentare. L'abrogazione eliminerebbe questi tetti. Lasciando più discrezionalità al giudice. Esatto. Il giudice deciderebbe l'indennità caso per caso, basandosi sull'anzianità, le dimensioni dell'azienda, eccetera, ma senza più un minimo e un massimo prefissati. Capisco. Quindi potenzialmente più incertezza sui costi per le piccole aziende. Passiamo al terzo punto, contratti a termine. Qui si parla di causali, mi sembra. Sì, proprio così. Il referendum punta a eliminare la possibilità di fare contratti a termine fino a 12 mesi. Senza dover dare una motivazione specifica. Esattamente. Senza la cosiddetta causale. Oggi puoi farlo per il primo anno. Se passa il sì, invece, ogni contratto a termine, fin dal primo giorno, dovrà avere una ragione ben precisa. Esigenze temporanee, sostituzione, picchi di lavoro. Ok, quindi una stretta sull'uso, diciamo, libero del contratto a termine. Sì, una richiesta di maggiore giustificazione. Restano però uguali i limiti massimi di durata, di solito 24 mesi, e le proroghe. Bene, e poi c'è il tema della sicurezza negli appalti. Il quarto quesito, Un tema molto sentito, purtroppo. Qui si parla di responsabilità solidale. cioè? Guarda, oggi il testo unico sulla sicurezza esclude che il committente, l'appaltatore e il subappaltatore siano tutti responsabili insieme. In solido, si dice. Esatto. In solido, se l'infortunio deriva da un rischio specifico proprio dell'attività dell'impresa che fa i lavori. Ah, ok. Il referendum vuole cancellare proprio questa esclusione. E quindi? Che effetto avrebbe? Renderebbe tutta la filiera, quindi anche chi dà l'appalto, il committente, potenzialmente corresponsabile anche per questi infortuni più specifici. L'idea è ovviamente rafforzare la vigilanza e la prevenzione. Capito? Estendere la responsabilità per spingere di più sulla sicurezza lungo tutta la catena. Ok. E l'ultimo quesito, il quinto, cambia completamente registro. Cittadinanza. Sì, si mette mano alla legge 91 del 1992. La proposta è abbastanza diretta: dimezzare i tempi di attesa per gli stranieri extracomunitari. Da quanto a quanto? Da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa in Italia per poter fare domanda di cittadinanza. Solo per gli extracomunitari maggiorenni. Esatto. Non cambiano gli altri requisiti, reddito, fedina penale pulita, eccetera. E non cambiano neanche le condizioni più rapide già previste per cittadini UE, rifugiati o altre categorie specifiche. È un intervento mirato.
Un cambiamento significativo sui tempi, comunque. Dunque, ricapitolando, 5 interventi sul lavoro, sicurezza e integrazione. Ricordiamo magari le date del voto. Certo, si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 fino alle 15. E cosa serve? Beh, la solita tessera elettorale e un documento d'identità valido. Ovviamente. Poi ci sono le modalità per chi vota dall'estero, per i degenti, insomma, tutti i casi particolari. Si trova tutto sui siti dei comuni, sui canali ufficiali. Perfetto. E torniamo alla questione iniziale, quella che incombe su tutto. Il quorum. Il quorum. Sarà raggiunto? Difficile dirlo ora. Beh, dipende da tanti fattori. Quanto questi temi riusciranno a, mobilitare le persone, l'interesse pubblico, la spinta politica. Storicamente in Italia è davvero lo scoglio principale per i referendum. A volte più del merito stesso delle proposte, no? Spesso sì, conta tantissimo la partecipazione. Quindi, insomma, al di là del dibattito sul sì o sul no per ogni singolo quesito, la vera partita si gioca sull'affluenza. Esattamente. E questo, sai, lascia aperta una riflessione interessante. Cioè, In un sistema come il nostro, con il quorum, quanto pesa davvero la capacità di informare e mobilitare rispetto al contenuto stesso delle leggi che si vogliono cambiare? È una domanda importante sulla salute della democrazia diretta, credo. un ottimo spunto, davvero. Grazie per aver seguito questa analisi con noi. Grazie a voi. Alla prossima!